Al Palagnelli di Bergamo andava in scena l'anticipo della quinta giornata del campionato di Serie 1 femminile che metteva di fronte le padrone di casa della Zanetti contro le ragazze del Bisonte Firenze. Scontro importantissimo per entrambe le compagini, per dare ossigeno a una classifica desiderosa di punti, ed alla fine a spuntarla sono le ragazze di Mencarelli, che si impongono per 3-1 con i parziali di 24-26, 16-25, 25-21 e 20-25. Primo set bellissimo e combattutissimo, con le ospiti che si ritrovano per 2 volte su più 3 con Alberti e Belien a comandare sotto rete, ma Bergamo a rispondere e tenere vivo il parziale sino ai vantaggi, dove a spuntarla sono le toscane sul 24-26 con ben 8 punti personali di Silvia Nuacalor. Secondo parziale in cui il predominio di Firenze si fa sentire sin dalle prime battute, con 6 muri di squadra, 4 della sola Alberti, coadiuvata dagli attacchi di Anastasia Guarda ai quali le aerobiche non riescono a sopperire, e il set scivola veloce in mano alle toscane sul 25-16. Terza frazione con coach Turino che decide di cambiare, con Stephanie Wright dentro per Capitan Loda, e la portoricana risponde presente. Firenze sembra averne di più, ma la grinta e la tenacia delle bergamasche, sospinte dal tifo della nobiltà rosso-blu, riaprono la partita sul 2-1 con i 7 punti personali di Luketic e sul finale di 25-21. Quarto set in cui Firenze mette il turbo sin dall'inizio, sul 4-1 con Céline Van Gestel. Coach Turino prova a cambiare sestetto e ruoli in campo, ma non sortiscono gli effetti desiderati e Firenze si porta a casa 7 partite col punto sotto rete di Fatim Kone, che fa gioire Alberti e compagna. Le toscane salgono a quota 5 in classifica, grazie soprattutto ai 19 punti di Nuacalor, mentre Bergamo esce tra i rimpianti ancora alla ricerca della prima gioia in campionato.